La Regione compie 50 anni, un anniversario celebrato a Venezia col presidente Zaia ed il ministro per gli affari regionali Boccia. Sul tavolo l'accordo per l'autonomia. Il mezzo secolo di vita della Regione Veneto visto dai trevigiani, gente comune, ma anche chi questi anni li ha vissuti rappresentando lavoratori, parti sociali e amministratori locali. Effettuati oggi tamponi ai familiari dei 2 kosovari, risultati positivi al Covid a Treviso, domani risultati. Intanto oggi in Veneto altri 6 positivi, anche 2 sorelline italiane di 3 e 6 anni. Contagi nei Balcani, il trevigiano del TOS, presidente di Confindustria Serbia, bene il tampone sui lavoratori che rientrano dalle trasferte, non possiamo permetterci un altro lockdown. Autostrade, scontro finale tra esecutivo ed ASPI, la società guidata dai Benetton, la linea dei 5 Stelle, ribadito il ministro D'Incà, è quella della revoca. Tragico incidente sulla Romea, schianto tra auto e moto, i veicoli prendono fuoco, muore il Centauro, un 56enne di Ferrara stava andando al lavoro a Casiera. Covid-19, l'indagine del Forum della Famiglia, il 71% dei nuclei familiari ha riscontrato problemi economici e lavorativi, preoccupazione anche per l'avvio della scuola a settembre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano l'aggiornamento dell'andamento dell'epidemia da Covid-19 nella nostra regione con i dati diffusi poco fa dall'azienda Zero della regione Veneto. Rispetto a questa mattina sono emersi oggi altri 6 casi di positività al Covid che portano il totale da inizio pandemia a 19.364, 16.932 sono i guariti, 393 gli attuali positivi. I contagi sono 2 a Padova, 2 a Venezia, 2 a Vicenza. I 6 nuovi casi sono di 2 sorelline italiane di 3 e 6 anni, una signora di 93 anni che ha avuto contatti con la badante ucraina positiva, una donna ucraina di 68 anni e poi ci sono 2 uomini, un 58enne serbo ed un camerunense di 49 anni. Scendono sotto i 10 pazienti ricoverati in terapia intensiva, nei reparti ordinari invece sono attualmente ricoverati 140 pazienti, dei quali 18 ancora positivi. Per quanto riguarda la Marca, arriveranno domani gli esiti dei tamponi fatti oggi ai contatti dei 2 kosovari, risultati positivi per il signore che aveva avuto dei problemi cardiaci. Sono in sospeso la moglie e 2 nipoti. Per la signora invece venuta dalla Serbia in visita, dal Kosovo in visita alla figlia, sono stati sottoposti a test cognata, figlia e marito. Appunto i risultati sono attesi per la giornata di domani. Ed ora parliamo della regione Veneto, regione che compie 50 anni, un anniversario che è stato celebrato questa mattina a Venezia con il presidente della regione Zaia ed il ministro per gli affari regionali Boccia, che hanno ribadito la volontà comune di arrivare presto all'autonomia. Sentiamo. Per noi non è solo dire buon anniversario, sono 50 anni, non lo diceva il professor Bertolissi prima, no? 50 anni. Io ero nato da 2 anni quando si sono messi in testa di fare le regioni. Non è a Marcord, ma è quanto mai attuale parlare di regioni. Il Consiglio regionale del Veneto compie 50 anni e progetta un futuro all'insegna dell'autonomia. La prima seduta della neoeletta assemblea fu esattamente mezzo secolo fa, il 9 luglio del 1970. Ma quella di oggi è una celebrazione del passato con lo sguardo rivolto a domani. L'emergenza Covid-19 non è ancora passata del tutto, ma il processo verso l'autonomia prosegue. Il cerimoniale risente delle precauzioni anticontagio. Appena varcata la soglia di Palazzo Ferrofini, un addetto alla sicurezza misura la temperatura al presidente della regione Luca Zaia e al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Col presidente del Consiglio Ciambetti e il segretario generale Valente, le strette di mano sono sostituite con un tocco di gomito, ma sull'autonomia la volontà comune è di fare presto. Il lavoro tra i nostri uffici, quelli del governo e quelli della Regione Veneto, non si è mai interrotto. Certo, si è rallentato perché la protezione della salute e della vita veniva prima, ma non si è mai interrotto e lo abbiamo già ripreso in questi giorni. Certamente a settembre avremo anche la disponibilità del calendario parlamentare per discussioni che devono assolutamente trasformarsi
in un atto che consente poi al Parlamento di esprimersi. Il Ministro sa che noi siamo la terra dell'autonomia, abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto assolutamente sereno, sincero, anche nel confronto, e insomma si è fatto un bel lavoro. Diciamo che il dossier del Veneto è pronto e dalle parole del Ministro lo si capisce. Mi fa piacere che sia stato ricordato che nonostante il fermo del Covid la partita dell'autonomia non si è mai arrestata. Boccia e Zaia parlano in occasione dell'inaugurazione della mostra che testimonia i 50 anni della Regione Veneto, visitabile nella sede del Consiglio. La collaborazione tra Stato centrale e Regioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus, rilevano entrambi, ha offerto un valido banco di prova di come si possano attuare determinati processi. Einaudi, quando presentò la Costituzione, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta, però tutti citano questa frase, io dico, ne diceva anche un'altra Einaudi. Il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Non è che noi siamo guerrafondai, però questo per noi è un nuovo risorgimento, no? Pacifico, gandhiano, ma la volontà di portare a casa queste risposte. Penso che ne guadagnino tutte le forze politiche, perché oggi star qui a parlare di 50 anni non ha senso se non parliamo di quello che è il futuro. E dopo le celebrazioni per i 50 anni della Regione, il Ministro Boccia ha presieduto la conferenza Stato-Regioni da Palazzo Ferrofini a Venezia ed è la prima volta che una seduta non viene presieduta da Roma. Sentiamo. Per la prima volta nella sua storia, la conferenza Stato-Regioni non si svolge o comunque non viene presieduta da Roma. Ospite della Regione per i 50 anni del Consiglio, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia la presiede da Palazzo Ferrofini a Venezia, un atto simbolico che ha anche un significato politico. Penso che sia il segno dell'evoluzione, dei tempi, della trasformazione che c'è stata in questi 50 anni. Il tempo che viviamo ci dice che si può fare la conferenza Stato-Regioni non solo da Roma, ma da Venezia, da Palermo. È la prima volta, tra l'altro. La prima volta che non si fa a Roma, la facciamo da qui, insomma le tecnologie ci consentono di farlo. E a Roma ci seguiranno in videoconferenza i tecnici dei ministeri, gli altri ministri, i sottosegretari. Oggi la facciamo da Venezia, ci sono tanti punti all'ordine del giorno, 8 sulla sanità ed fa molto piacere essere qui a Venezia ed è un bel ricominciare. Qualche ora prima il costituzionalista Mario Bertolissi, membro della delegazione trattante per l'autonomia del Veneto, e Filiberto Agostini, docente di storia contemporanea a Padova, avevano tracciato un bilancio di questi primi 50 anni della Regione Veneto e sulle sue prospettive future. Abbiamo alle spalle una grande storia, abbiamo davanti grandi obiettivi, abbiamo come Regione Veneto tutti i numeri per poter avere maggiori responsabilità, maggiori competenze, anche maggiori risorse da gestire. Quindi mi auguro e spero che anche l'esperienza degli ultimi mesi, dove il Veneto ha primeggiato a livello internazionale per risposta alla pandemia, ci sia la possibilità veramente di capire da Roma che possiamo fare molte cose in maniera migliore qui sul territorio. Ed ora il mezzo secolo di vita della Regione Veneto visto dalla provincia di Treviso, dalla gente che poco sa di questo anniversario e da chi invece questi 50 anni li ha raccontati o li ha vissuti in prima persona rappresentando lavoratori e parti sociali. Vediamo. Sono 50 anni che è nata la Regione Veneto. La Regione Veneto come tutte le altre regioni, lei lo sapeva che sono 50 anni oggi? Sì? No. No. Queste le risposte della gente per i 50 anni dall'istituzione della Regione del Veneto. Un passaggio epocale nell'ambito delle istituzioni, ricordato invece così da chi probabilmente ha vissuto appieno l'evoluzione. È servito a qualcosa? Certo, per i veneti e italiani è servito la politica, lo sviluppo economico del territorio. Di diverso avviso chi questi 50 anni li ha davvero vissuti appieno. No, si potrebbe aver cambiato qualcosa se la Liga Veneta avesse fatto l'autonomia e avesse fatto sì che il Veneto fosse una locomotiva d'Italia. Poi c'è chi questi 50 anni li ha scritti e descritti. Sì, serve, deve servire e servirà per un'idea di maggiore indipendenza, di fare e costruire qualcosa di più nel proprio territorio, rimanendo in ambito nazionale. 50 anni vissuti dal punto di vista dei lavoratori. La Regione è un ente importante,
può diventare ancora più importante se riesce a stare vicino ai problemi che i lavoratori e i pensionati hanno. Mezzo secolo tra Palazzo Balbi e Ferrofini anche per la cooperazione. Se la cooperazione si è sviluppata, diciamo, dal 90 in avanti, è proprio merito di quello che la Regione a suo tempo, con due leggi importanti, la legge 24 e la legge 23 successiva, metteva qui i fondi che erano necessari, indispensabili per lo sviluppo della cooperazione, non si poteva fare diversamente. Ora tutti guardano al futuro del Veneto, abbinandolo all'autonomia. Farla diventare una regione che in base all'autonomia che si riesce a definire col governo centrale possa essere paragonata a quelle regioni della Germania o agli stati americani che con la loro autonomia gestiscono meglio ciò che viene prodotto all'interno di questi territori. Bernini vedeva già il Veneto nell'Europa. Alpe Adria. Alpe Adria, presidente delle regioni d'Europa. Ed ora il nodo autostrade con lo scontro finale che si sta consumando tra esecutivo ed ASPI, la società guidata da Benetton. La linea dei 5 Stelle è quella della revoca, ribadito oggi ai nostri microfoni il ministro D'Incà. Sentiamo. Adesso stiamo lavorando per la revoca, per decidere i passi successivi che noi chiediamo per avere una gestione trasparente delle nostre concessioni e per non commettere più quegli errori del passato che hanno visto coinvolti e morire 43 nostri concittadini. La linea del Premier Giuseppe Conte viene ribadita nel corso della nostra diretta dal Ministro ai rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, che ne fa una questione di governo ma anche di partito. Ma noi abbiamo una linea del Movimento 5 Stelle, la linea del Premier, vogliamo assolutamente correre, fare chiarezza. Ci sono delle responsabilità su quel ponte, la magistratura sta indagando, farà il suo percorso, il tema delle concessioni nel nostro paese è un tema su cui dovremo ragionare in maniera molto attenta, che siano concessioni per l'acqua fino alle concessioni per le autostrade o qualsiasi tipo di concessione. Insomma, lo scontro tra esecutivo e Benetton sul nodo autostrade è alle battute finali, ma l'altro strappo è tra alleati di governo con Italia Viva e Partito Democratico ancora intenzionati a trattare altra partita, la conversione in legge del decreto rilancio che ha ottenuto la fiducia alla Camera con annesso il nodo degli ecobonus. Seconda lettura chiuderà la settimana prossima e da quel punto in poi so che molte persone che stanno aspettando l'Agenzia delle Entrate per le direttive sul 110%, arriveranno anche le indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi partiremo anche con quello che è un grande rilancio, quello per il settore privato edile. Ha fatto molto discutere il caso dell'imprenditore vicentino rientrato dalla Serbia positivo al virus. Il presidente di Confindustria Serbia è un trevigiano, l'imprenditore del legno Patrizio dei Tos. L'abbiamo intervistato oggi nel corso della diretta, sentiamo. Non voglio fare nessun commento sull'imprenditore perché mi sembra che sia veramente inopportuno, anche perché veramente è una cosa indescrivibile. Non si può andare in giro con la... No, non lo conosco, no. Per fortuna non lo conosco. La presa di distanze dall'imprenditore vicentino, ormai diventato emblema di quello che non deve essere fatto, è netta e arriva da chi rappresenta le aziende italiane proprio in Serbia, ovvero dal presidente di Confindustria Serbia, Patrizio dei Tos, trevigiano e noto imprenditore del legno che conferma come nel paese balcanico il virus stia dando parecchi problemi. Purtroppo la situazione oggi secondo me è sfuggita un po' di mano perché hanno tutti gli ospedali pieni, ma soprattutto hanno ancora il virus, non so se è il termine corretto dire il virus originale, perché questi finiscono in ospedale purtroppo con polmoniti e problemi seri. Insomma, la Serbia rischia una nuova fase 1 e non è l'unico paese guardando a est. La Serbia sta rischiando il lockdown di nuovo, sta rischiando, secondo me dovranno farlo, dovranno prendere questi provvedimenti. Purtroppo la popolazione sta protestando sia perché non vogliono andare in lockdown, sia perché la gestione della situazione a loro vedere non è stata corretta. Gli imprenditori italiani all'estero, rassicura dei TOS, stanno facendo il possibile per garantire la sicurezza dei collaboratori, da qui il plauso all'ordinanza di Zaia che sancisce l'obbligatorietà di tamponi per i lavoratori che rientrano da trasferte in paesi fuori dall'Unione Europea. I provvedimenti presi dal nostro governatore sono stati corretti e anzi
li ringrazio perché ha anche dato la possibilità di fare il tampone gratuitamente per quelli che vanno per lavoro. Quindi assolutamente corretto. Resta poi la questione economica più generale, inevitabile per questo guardare all'autunno, già da più parti definito nero. Non sarei così pessimista su tutte le chiusure che annunciano, anche se confermo che comunque il 20% del fatturato l'abbiamo perso e difficilmente lo riprenderemo. Ed è stata presentata oggi dal Forum delle Famiglie l'indagine sull'impatto tra il Covid appunto e le famiglie, preoccupazione soprattutto per l'economia ma anche per la ripresa della scuola a settembre dei figli. Sentiamo. Covid-19 e famiglie. L'epidemia ha messo a nudo la fragilità del nostro sistema sociale, economico e sanitario, ma ha anche evidenziato la forza dei legami fondamentali, in primis quelli familiari. Il Forum delle Associazioni Familiari ha effettuato un'indagine che ha coinvolto 12.500 nuclei in tutta Italia, circa 200 a Treviso. La maggior parte delle famiglie ha riscontrato problemi economici, il 71%, e lavorativi, il 52%, seguiti poi dalla gestione dei figli in assenza della scuola. La crisi morde alcuni settori in particolare, il turismo, i servizi. Ci sono delle difficoltà a livello educativo, i bambini non hanno passato indenne questo periodo. 60 giorni di lockdown hanno creato grandissime difficoltà che si incominciano a intravedere ma che lasceranno strascichi nel futuro. E poi per quanto riguarda i livelli di relazioni coniugali o familiari, chi era in difficoltà si è trovato di fronte a una soglia a volte insuperabile. Tiepida l'accoglienza sulle misure prese dal governo per superare la crisi. Il 71% delle famiglie è insoddisfatto delle misure prese per il rientro a scuola. Il fatto che la scuola non riparta certamente e parta con modalità inappropriate preoccupa tantissimo le famiglie. Il secondo aspetto che preoccupa molto è quale sarà la ricaduta della crisi sul sistema economico italiano e locale nei prossimi mesi, perché si attende che da agosto ci possano essere delle grandi ripercussioni a livello lavorativo. Tuttavia, i dati dell'indagine ci raccontano di famiglie che, malgrado l'estrema difficoltà, hanno dimostrato resilienza. Cioè saper far fronte alle difficoltà con le proprie risorse e pensando strade nuove. E questo è un bene prezioso per il nostro paese e per il nostro territorio qui a Treviso. Il numero degli incidenti mortali sulle strade della Marca nei primi 6 mesi di quest'anno, nonostante le limitazioni anticontagio, sono stati gli stessi del 2019. Il dato più evidente è emerso durante la riunione indetta dal prefetto Maria Rosaria Laganà ed esposto dalla Polizia Stradale di Treviso, un dato peraltro in controtendenza rispetto al resto d'Italia, dove i sinistri mortali hanno avuto una diminuzione generale. Tra le cause l'improprio uso del telefonino, ma anche l'abuso di alcol e stupefacenti, il periodo più problematico, le notti dei fine settimana. Numeri allarmanti per i quali il prefetto ha stabilito il potenziamento dei controlli sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria, con particolare attenzione per le ore notturne, con l'utilizzo sia di autovelox che di etilometri. Ed è di questa mattina la notizia dell'ennesimo gravissimo incidente che si è verificato sulle strade del Veneto, sulla Romea in particolare, uno schianto tra una moto ed una vettura, a perdere la vita il Centauro, un 56enne di Ferrara che si stava recando al lavoro presso un'azienda di Casier. Ennesima tragedia sulla Romea, consumata intorno alle 8 di giovedì mattina a Codevigo. Uno schianto frontale in cui il Centauro coinvolto ha avuto la peggio, non ce l'ha fatta. Le vetture hanno preso subito fuoco nell'impatto e l'uomo di mezza età è morto sul colpo. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma ormai per lui, che era alla guida di uno scooter, non c'era più niente da fare. Sono invece stati estratti dall'auto e con lesioni non gravi il conducente e la moglie, poi trasportati all'ospedale di Piove di Sacco. Questa la dinamica, stando alle prime ricostruzioni. L'automobile, una Citroen C3 guidata dall'anziano di 88 anni, era in direzione Chioggia, con a bordo il pensionato di Mira assieme alla moglie. Con ogni probabilità si recavano in gita a Chioggia. Erano soliti andare al mercato del pesce. In direzione opposta viaggiava invece l'uomo alla guida del suo Piaggio, la strada abituale che tutte le mattine percorreva a quell'ora per andare a lavoro. Poi lo scontro frontale che ha fatto immediatamente incendiare i 2 veicoli, non lasciando scampo al Centauro. Al vaglio le ipotesi
ipotesi che potrebbero aver generato l'invasione di carreggiata da parte dell'auto, una possibile distrazione o un sorpasso azzardato in una strada, la Romea, molto pericolosa e affollata, specie nel periodo estivo in cui rappresenta la principale via verso il mare. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale del SUEM. Ed un altro grave incidente questa mattina nel Bassanese, gravemente ferito un 65enne di Quinto di Treviso. Incidente che ha paralizzato il traffico per diverso tempo, quello di stamattina lungo via Castion, Rossano Veneto, poco prima delle 10. Un'autocisterna della Dissegna Group contenente gasolio stava transitando in direzione Rossano quando ha svoltato a sinistra per entrare negli stabilimenti della ditta Fiorese Group. È stato a quel punto che con la parte anteriore sinistra il pesante mezzo è entrato in collisione con la moto BMW condotta da un 65enne di Quinto di Treviso, moto che procedeva nella stessa direzione di marcia ma che si trovava in fase di sorpasso. Non è chiara l'esatta dinamica del sinistro. Sul posto si è portata l'ambulanza del SUEM di Castelfranco Veneto in appoggio a quella di Bassano, mentre in un primo momento pareva esserci anche la necessità dell'elisoccorso. Il motociclista è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale di Castelfranco. Per lui non codice rosso come ipotizzato in un primo momento, ma codice giallo per fratture multiple costali e fratture cervicali. A fare luce sulla dinamica di quanto accaduto i carabinieri della compagnia di Bassano, che hanno fatto procedere però gli uomini dell'Arma della stazione di Rosà. Ed è di 2 feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo viale Michelangelo all'incrocio con via Bramante e via Bernini all'altezza dei supermercati Visotto a Treviso. A scontrarsi 2 vetture, alla guida della prima c'era un 51enne, con lui il figlio di 11 anni, entrambi trasportati al pronto soccorso, illeso l'altro conducente. Disagi alla circolazione, sul posto il SUEM 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. A 7 mesi dall'omicidio dell'imprenditrice trevigiana Marilena Corrò a Capoverde, il Tribunale dell'isola di Boa Vista ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Gianfranco Coppola, il 48enne che fin da subito è stato individuato come il suo assassino. L'uomo è stato condannato a 24 anni, mentre il complice Pierangelo Zigliani, che lo ha aiutato nell'occultamento del cadavere, a soli 2 anni e 3 mesi e presto potrebbe tornare in Italia. Nel corso del processo a Capoverde l'autopsia ha rilevato che la donna era ancora viva quando fu scaraventata in una cisterna e che la morte è stata provocata da annegamento. L'omicidio avvenne il 26 novembre dello scorso anno. Corrò, che per 3 anni aveva gestito un B&B in Borgo Cavour a Treviso, aveva rilevato la piccola pensione del padre a Boa Vista e qui si era trasferita. A casa l'aspettavano i figli e i familiari che sono riusciti a salutarla celebrando i funerali poco prima di Natale, dopo un complesso iter burocratico per il rientro della salma. Andiamo ora nell'area pedemontana con un nostro reportage sui cantieri della superstrada. Vediamo. Il nostro viaggio attraverso i cantieri della Pedemontana parte da qui, dal casello di Breganze. È un casello che è attualmente in funzione. Gli automobilisti che entrano in superstrada da questo punto possono proseguire fino al casello di Malo oppure interconnettersi con l'autostrada A31. Come potete vedere, i cantieri sono aperti, gli operai sono al lavoro perché si prosegue per la costruzione, il completamento di questa grande infrastruttura. Si lavora a ritmo serrato per completare questa grande opera che il presidente Luca Zaia ha definito strategica. I lavori dovrebbero terminare entro il 2021. A quel punto la superstrada pedemontana sarà interamente percorribile. Attualmente, lo ricordiamo, è aperto il tratto che vediamo evidenziato in rosso che collega Breganze a Malo. La pedemontana, quando sarà completata, collegherà il Vicentino con il Trevigiano lungo la fascia pedemontana del Veneto, partendo da Montecchio Maggiore con l'autostrada A4 e proseguendo poi fino a Treviso all'autostrada A27. Attraverserà 22 comuni del Vicentino e 14 del Trevigiano.
Percorriamo la Complanare con direzione Marostica. Incontriamo nel nostro viaggio decine e decine di uomini e mezzi al lavoro sotto il sole di luglio. In alcuni tratti le opere sono ad uno stadio avanzato, la superstrada è già asfaltata, si attende la posa dello spartitraffico e delle barriere. In altri punti gli operai stanno ancora lavorando al fondo stradale. La Pedemontana, che avrà una lunghezza complessiva di 94 km, ha una piattaforma stradale costituita da 2 corsie per senso di marcia più quella di emergenza, suddivise dallo spartitraffico centrale. Siamo arrivati al casello di Marostica, lo vedete proprio qui alle mie spalle. Qui i lavori stanno andando avanti a ritmo serrato, come potete vedere ci sono anche alcuni tratti che sono già asfaltati, operai, mezzi sono all'opera, sarà il prossimo casello ad essere aperto. A Marostica la superstrada per un tratto scompare perché corre sottoterra in galleria per circa 850 metri, quindi riaffiora rimanendo comunque in trincea. Risaliamo in auto e proseguiamo lungo la Complanare, in termini tecnici la cosiddetta viabilità secondaria. Il traffico è sostenuto ma non ci sono rallentamenti particolari. I lavori verso il Bassanese? Beh, anche in questo tratto è evidente, proseguono a passo spedito. Ed ora la politica verso le elezioni amministrative. A 2 mesi dal voto ci si sta confrontando per candidati ed alleanze. Situazione esplosiva a Spresiano. Vediamo. Sindaco, come ci si sente ad essere il granello che blocca l'ingranaggio tra Fratelli d'Italia e Lega? No, io penso di non essere né un granello né tantomeno di bloccare ingranaggi vari. Eppure se il centrodestra nella Marca non solo è fermo in tema di alleanze, lo si deve a Marco Della Pietra e alla sua ricandidatura a sindaco, benedetta da Fratelli d'Italia. Fumo negli occhi per la Lega, che qui vorrebbe il sindaco uscente di Arcade Domenico Presti, che però ancora non scende in campo finché non sarà fatta chiarezza. Della Pietra su queste difficoltà degli avversari politici non rincara, anzi abbozza. Essendo il sindaco uscente è anche normale suscitare simpatie o meno. Io rispetto quello che decideranno le segreterie di partito, ma non voglio neanche invischiarmi in questo discorso perché non mi compete. In realtà come civica è Della Pietra a trattare con le segreterie, come ha fatto con Roberto Fava, ex Forza Italia, e soprattutto con Giuseppe Montuori di Fratelli d'Italia. Inattaccabile anche nel commento ad un possibile passo indietro a Spresiano del partito della Meloni. È una cosa, ripeto, che non rientra nelle mie mansioni. Io ne ho tante cose da fare qui in comune e preferisco concentrarmi sul comune e lasciare che tutto quello che c'è attorno vada avanti con chi di competenza. È chiaro che, ripeto, sono il sindaco uscente, che ci sia l'appoggio di qualcuno, che non ci sia, che ci sia mezzo appoggio, io comunque mi ricandido. Un messaggio ai partiti, ai candidati, ma anche a chi come l'ex sindaco Riccardo Missiato è convinto che senza una forte coalizione difficilmente l'attuale primo cittadino possa bissare il mandato. La situazione comunque in evoluzione ha già fatto emergere più di qualche mal di pancia sulle alleanze parallele tra Lega e Fratelli d'Italia che, a poco più di 2 mesi dalle urne, non fa certo bene. E qui a Spresiano per certi versi sembra di essere tornati alla politica da prima Repubblica, con quei detto non detto che fanno dire al sindaco. Se a qualcuno piace Della Pietra ne parliamo, se a qualcuno non piace Della Pietra, amici come prima. Segnali di quello che più che un granello in mezzo agli ingranaggi sta diventando una vera e propria pietra contro gli equilibri della politica trevigiana e non solo. La società di gestione di servizi all'attività sanitaria Recchip SPA è stata condannata dal giudice del lavoro di Treviso ad inserire nel comitato di controllo del protocollo Covid-19 le rappresentanze sindacali e aziendali CISL ed il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza dell'ospedale Cafoncello. È l'esito di un ricorso intentato dalla CISL nei confronti della società titolare dell'appalto per la pulizia, la sanificazione e lo smaltimento dei rifiuti all'ospedale di Treviso, che impiega circa 170 addetti sui 12.000 attivi nell'intero territorio nazionale. Ed ora parliamo di bici e di cicloturismo. Da Treviso un progetto per la creazione di una nuova porta sulla Treviso-Ostiglia. Un nuovo polo per gli amanti della bici, dello sport e della natura è Bike Me Hub, inaugurato negli spazi della ex Pagnossin lungo la Noalese. Un progetto ambizioso che prevede anche la creazione di una nuova porta d'accesso alla Treviso-Ostiglia. È un progetto che stiamo portando avanti con la curia, possiamo dirlo, visto che oggi la curia in parte si è sbilanciata.
ed è un progetto che vuole rivalorizzare tutto il tratto dello Stiglia che lega Padova a Treviso. Bike Me Hub punta ad inserirsi nella rete del cicloturismo lungo lo Stiglia, uno degli assi ciclopedonali sui quali anche la Regione Veneto ha puntato in questi anni, ed un settore, quello della bici, che nell'era del post-Covid e delle vacanze slow sta conoscendo un nuovo slancio. Forse l'unica cosa positiva del Covid è che ha fatto sì che molta gente si rendesse conto di cos'è l'importanza del turismo in Italia e in Regione Veneto, perché il turismo non è soltanto gente che va a dormire in qualche luogo, quindi ricettività, ma turismo è enogastronomia, è commercio, è artigianato, è trasporti, è tutto, è cultura ovviamente ed è anche sport. Il Comune di Treviso ha assicurato l'impegno per ridurre la burocrazia e consentire il rapido proseguimento di un progetto che assume una valenza ancor più significativa in questo difficile momento per l'economia ed il turismo. Un progetto di altissima qualità e che vede Treviso protagonista nel settore del cicloturismo, dello sport, della vita sana e anche della rigenerazione, perché questo è un bel progetto di riqualificazione di un immobile che ha una storia incredibile e che negli ultimi anni era andato un po' in degrado. In Vescovado ora, dove il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha compiuto oggi 55 anni. Sentiamo l'intervista. Sono stato con persone molto piacevoli, ho imparato anche delle belle cose importanti anche sulla diocesi, è stata una bella giornata, un buon compleanno. Sì. Ha trascorso così il suo primo compleanno da vescovo e a Treviso, Monsignor Michele Tomasi. 55 ricorrenze passate in gran parte in Alto Adige. Tra Bolzano, Bressanone, Merano, diciamo che avere il compleanno a luglio ha sempre impedito anche da piccolo di avere feste con gli amici o cose di questo genere, per cui mi sono abituato a non avere troppe aspettative. Ecco perché Monsignor Tomasi ha trascorso questo 9 luglio soprattutto nella missione di vescovo. È una giornata abbastanza normale, la messa la mattina, incontri, colloqui, un po' di lavoro. La cosa eccezionale è stato un pranzo un po' più disteso e festoso. Le persone care mi hanno contattato, mi hanno scritto, mi hanno telefonato e vedo che sono tante le persone care, ci metterò tanto per rispondere a tutti se ce la faccio. Un abbraccio quindi sia dalla diocesi che ha lasciato che da quella che l'ha accolto e che ora sta guidando. Inevitabile infine la curiosità per i regali che un vescovo desidera ricevere. Delle cose di cui ho bisogno, sono un privilegiato, ce le ho tutte. Mi piacerebbe forse che le persone che hanno bisogno di qualcosa di importante per la loro vita potessero riceverlo, e se posso essere anch'io il tramite per questo assieme alla diocesi, ecco, questo sarebbe un bel regalo di compleanno. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La scuola in primo piano perché l'amministrazione provinciale di Belluno è al lavoro per l'adeguamento delle aule in vista del prossimo anno scolastico. Sentiamo. Gli spazi per la didattica nel prossimo anno scolastico non costituiranno un problema. La provincia interverrà negli istituti superiori di sua proprietà a seconda delle esigenze che saranno evidenziate dai presidi. A disposizione c'è un tesoretto di 500.000 euro, risorse che rientrano nei fondi del programma operativo nazionale del MIUR, dedicate appositamente a interventi di edilizia leggera. È l'indicazione emersa dal vertice tra l'amministrazione provinciale e i dirigenti scolastici del territorio, compresi i dirigenti degli istituti comprensivi e di Dolomiti Bus. Ci sono alcuni nodi critici legati alla struttura delle scuole che prevede degli interventi proprio per garantire spazi adeguati ai ragazzi, e l'altro nodo importante è quello del trasporto scolastico. Indiscutibilmente sarà un anno impegnativo. Gli uffici della provincia stanno già lavorando da qualche settimana alla ricognizione degli edifici degli istituti superiori, mentre procede speditamente il piano edilizio varato sulle strutture prima della pandemia. Con la fine di agosto sarà eliminato l'amianto dall'istituto Reniere e verranno sostituiti i serramenti del liceo Galilei, dove proprio in queste settimane saranno ricavate 2 nuove aule dall'ex appartamento del custode. Rinviati invece al prossimo anno i lavori di adeguamento sismico al Brustolon per una durata di cantiere prevista attorno ai 2 anni. Altro capitolo è quello del trasporto scolastico, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del capoluogo, di Feltre, della Gordino e del Canone
Cadore. Ieri Dolomiti Bus ha dato la propria disponibilità ai presidi a ripartire a settembre con gli stessi quadri orari dello scorso anno. Prossimi step: entro fine mese un aggiornamento con il tavolo provinciale dei trasporti, mentre entro una decina di giorni la consigliera Bogana riunirà di nuovo i dirigenti scolastici per dare concretezza ai programmi. La sanità feltrina perde un altro dei suoi punti di riferimento. All'età di 90 anni è morto il dottor Nicolino Pertile, decano dei pediatri bellunesi, per anni primario del reparto di pediatria al Santa Maria del Prato, dove ha concluso la sua carriera come direttore sanitario dell'ULSS di Feltre dal 95 al 99. Con la sua guida, scrive la direzione generale dell'ULSS Dolomiti, la pediatria di Feltre è cresciuta negli anni formando una generazione di medici che hanno raccolto la sua eredità, contraddistinta dallo spirito di servizio e la determinazione nell'approfondire ogni caso. Con Nicolino Pertile, dice il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, se ne va non solo un altro pezzo importante della sanità feltrina e della storia recente del nostro ospedale, ma anche un appassionato e vivace interprete della vita sociale ed amministrativa della città. Via libera i lavori fra via Montegrappa e la frazione di Visome nel tratto della provinciale 1 a Belluno, chiusa dal 20 di giugno scorso a causa del crollo di una porzione dell'immobile del Settecento, fatiscente e in totale stato di abbandono, di proprietà della storica famiglia Buzzati. La proprietà ha risposto per tramite del progettista lo scorso 29 luglio indicando al Comune e alla Sovrintendenza un progetto che prevede in sintesi estrema l'abbattimento del muro e la messa in sicurezza della parte restante della casa. L'assessore Biagio Giannone questo pomeriggio ha ricevuto notizia della presa in carico del cantiere da parte dell'impresa individuata, la fine dei disagi per i cittadini perciò potrebbe arrivare a breve, quindi avere i giorni contati. Oggi il gruppo Alpini di Salce ha ringraziato il personale sanitario del San Martino e i volontari con il panino alpino, un gesto semplice che ha colto nel segno dopo mesi di emergenza Covid trascorsi fianco a fianco nell'hub di Belluno. Cucine da campo e un frigo carico di bibite e di pastin, la pietanza di carne che profuma di spezie, tipica delle vallate bellunesi, per un picnic lungo un giorno intero. Il giardino del San Martino, dietro il blocco F, la location scelta dalle penne nere del gruppo ANA di Salce per offrire al personale sanitario e ai volontari di protezione civile il panino alpino in segno di gratitudine dopo i lunghi mesi di emergenza Covid. Noi abbiamo con i nostri volontari lavorato a fianco a infermieri, a medici in questo periodo di emergenza. Abbiamo visto tanta professionalità ma anche tanta umanità e allora abbiamo deciso, così in consiglio del nostro gruppo, di fare qualcosa per queste persone. L'iniziativa ha colto nel segno ed è stata salutata con altrettanta gratitudine dalla direzione di ULSS 1. Il via vai del personale ospedaliero è stato scandito dagli orari dei turni di lavoro. Ci sono stati infermieri che hanno detto con parole bellissime quella che è stata l'esperienza con noi come protezione civile. Noi ricambiamo le stesse parole, diciamo, usiamo gli stessi termini perché è stata un'esperienza difficile. Ci sono state settimane in cui abbiamo lavorato, abbiamo cercato di fare il meglio per prevenire e per curare questo periodo che insomma non speriamo insomma che non si ripeta. Il CUP è sotto pressione, dalla riapertura alle telefonate dei cittadini. Anche dalla chiusura perché abbiamo dovuto avvisare tutti i pazienti di non presentarsi, chiaramente nel periodo Covid, e adesso siamo ancora sotto pressione per ricollocare tutti i pazienti nuovamente, insomma, più le nuove prenotazioni che ci giungono in questi giorni. Preoccupa oggi la ripresa del contagio in provincia, sia pure in forma contenuta. Oggi ULSS Dolomiti ha ricordato la necessità di contattare il Dipartimento di Prevenzione in caso di ingresso o rientro in provincia da paesi diversi da quelli indicati nell'allegato dell'ordinanza del 6 luglio scorso. Il numero da contattare è lo 0437 51 43 43.
Una notizia di servizio, la gestione servizi pubblici informa che a Santo Stefano di Cadore, nelle località Costa d'Antola e Costa Zucco, e a San Pietro di Cadore, nelle frazioni di Valle, Stavello, Presenaio, Mare, Costalta, l'acqua erogata dall'acquedotto non è potabile, può essere usata per scopi alimentari solo previa bollitura. Stessa precauzione anche nella Gordino, alla Valle a Gordina, nelle località Ronche, Ronchette, Noacle, Campe, Cancellade e ad Agordo, nelle località Brugnac e Giove. Anche in queste località l'acqua dell'acquedotto non è potabile e si può utilizzare per scopi alimentari solo dopo averla bollita. Ed ora siamo al consueto spazio dedicato ai filmati dei vostri bimbi in TV. Vediamo. Questa è la mia farfallina, Jessica. Quando non la lascio, guarda cosa fa. Via. Adesso sulla mia testa. Adesso sulla mia mano. Posso, Jessica? Jessica, vieni qui. Eccoti qui. Questa è la mia farfallina. Mettile. Esatto, stop. Ed è tutto per questa edizione, vediamo insieme quindi le previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora stabile, sabato passerà una perturbazione di passaggio, ma venerdì sarà in genere ancora buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo prevalente con il sole un po' ovunque. Dal pomeriggio e soprattutto in serata aumento della nuvolosità sull'arco alpino, dove potrebbero aver luogo anche locali acquazzoni. Temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 29 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Durante le ore serali e notturne arriverà qualche pioggia sui monti. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo soleggiato al mattino, anche qui col passare delle ore avremo più nubi con precipitazioni, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime invece fino a 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.